Negli ultimi 3 anni erano state 2 le vittime della strada a causa del traffico. Un anziano del posto, investito poco distante da casa, e un ciclista, morto lo scorso 6 ottobre. Fino ad oggi i camion si riversavano ogni giorno tra le vie di Gaiarine, tanto che le mamme dei bambini della scuola elementare, preoccupate per la sicurezza dei loro figli, avevano protestato bloccando il traffico di fronte al municipio. Ma da oggi le auto bypasseranno il centro abitato. Il nuovo raccordo, inaugurato questa mattina, permetterà ai mezzi pesanti di raggiungere l'area industriale di Gaiarine senza passare per il centro. Levare il traffico di attraversamento dai nostri bellissimi centri, in maniera che le persone che qui vi abitano possono viverli tranquillamente senza avere problemi di pericolo per la vita. Un'opera attesa da oltre 40 anni, era dal 1968 che i residenti aspettavano la tanto annunciata variante sud. Gaiarine, assieme a Brugnera e Prata, comuni friulani, è un po' il centro del mobile, pertanto c'è un traffico continuo a livello di mezzi pesanti. Il nuovo raccordo che collega l'area industriale di Gaiarine direttamente con l'arteria che arriva da Sacile è lunga 3,7 km e sarà completata dal tratto nord che porterà direttamente il traffico sulla Pontebana. Nel tratto nord c'erano dei problemi, è comunque stato approvato il progetto definitivo e la variante urbanistica, si tratta ora di finalizzare con il finanziamento anche la realizzazione del tratto nord.